Il 2008 ha dei dati positivi fino a una certa data e poi chiaramente paga anche il 2008 di alcuni elementi di congiuntura. Credo che quello che è stato l'elemento più appropriato di questo rapporto sia il tema, e cioè la mobilità, perché se c'è un elemento certo è che questa crisi fa accelerare alcuni processi di trasformazione che prima avevano tempi più lunghi, quindi mobilità intesa come cambiamento, quindi mobilità non solo fisica ma anche mobilità virtuale, mobilità delle idee, oltre che mobilità delle persone, mobilità e soprattutto cambiamento anche culturale nell'approccio anche economico. Credo che i dati dimostrino una relazione forte tra il sistema produttivo veneto che si innova sia come qualità sia come diciamo, tecnologia dei prodotti e la propria capacità di aggredire i mercati, quindi l'internazionalizzazione. Credo che su questi due termini noi dobbiamo lavorare, cioè creare una forza diciamo, della nostra impresa che ha già dimostrato di essere flessibile e di aggiornarsi alle possibilità del mercato, aiutarla al sistema della internazionalizzazione. L'altro elemento positivo che emerge è che abbiamo effettivamente qualche dato in meno numerico delle imprese, ma abbiamo il sistema delle imprese che si rafforza e cresce individualmente, quindi meno ditte individuali, più società di capitali, quindi un sistema che si rafforza. L'altro elemento di positività è che il terzo Veneto avrà delle caratteristiche diverse dal secondo, molto più uno sviluppo compatibile con l'ambiente. Questo è percepito non solo dagli amministratori ma è percepito anche dal sistema dell'impresa. Vediamo imprese che investono in tecnologia anche per rispetto dell'ambiente, vediamo anche che le costruzioni vengono fatte con materiali diversi, quindi è vero che i dati numerici non sono così confortanti, ma i dati qualitativi dicono che il nostro Veneto sta migliorando e se migliora significa anche che dopo la crisi sarà più competitivo.